Nell'ambito del PON Metro Città di Palermo, l'amministrazione comunale ha realizzato un intervento che si chiama Porto Vinicio Luci sul Mare. È stata realizzata l'illuminazione degli assi viari appunto principali e l'illuminazione della passeggiata. Oltre a questo sono stati realizzati anche degli apparecchi di illuminazione di tipo incassato dal pavimento che servono per illuminare le mura delle cattive. Una caratteristica essenziale dell'intervento è quella dell'efficientamento energetico. Abbiamo installato degli apparecchi di illuminazione che, oltre a rendere più luminosa e più viva la luce delle aree, consentono di raggiungere un livello di risparmio energetico di almeno il 50%. L'area nella quale è stato realizzato l'intervento è un'area di elevato pregio storico, artistico e culturale. Abbiamo utilizzato degli apparecchi di illuminazione a LED che, anziché avere il classico colore bianco, ha virato la temperatura di colore in una temperatura più calda, in maniera tale da raggiungere dei livelli che siano simili a quelli del centro storico delle città. Abbiamo utilizzato dei sostegni che sono dei sostegni del tipo Palermo, così detto, utilizzati nel centro della città, centro storico e nelle aree di particolare pregio.